su Chiara? Presidente regionale del linguaggio del segno, ho letto, no? Bene. Quindi vuol dire che abbiamo un interprete di qualità. No, siccome lei i complimenti da solo non riesce a farseli, glieli facciamo, e quindi grazie anche a Chiara. Buongiorno a tutti, un saluto a tutti coloro che sono collegati. Direi, se siete pronti, andiamo anche velocemente in maniera tale che poi c'è una comunicazione che volevo darvi. Totale tamponi, siamo sui 300.000 ormai, dai, 2,96, vedete sempre 9.500 più del giorno prima. I positivi 17.229, sono 348 in più. I ricoverati in questo momento sono 1.289, 40 in meno. Voglio ricordarvi che nei positivi troviamo anche tanti asintomatici che non hanno necessità di ricovero, questo è fondamentale ricordarlo, quindi 1.289. Terapie intensive meno 10 rispetto a ieri, sono 130. I dimessi sono 2.372, sono 56 in più rispetto a ieri. I morti 1.026 e sono 1.244 in totale, quindi 1.026 e 1.244 in totale. I nati 93. Allora, vi volevo dire due considerazioni. Intanto due notizie che vi voglio dare è che ieri abbiamo avuto la videoconferenza con scusate un attimo, sto cercando un dato, se mi trovi i ricoverati, eccoli qua. Abbiamo avuto una videoconferenza con i colleghi presidenti di regione, si è discusso di un documento da presentare per la fase 2, per noi fondamentale visto e considerato che ormai siamo agli sgoccioli, no? Cioè nel senso che si va nella direzione di, io spero di aprire tutto quello che si possa considerare apribile. E considerate che ho portato sempre il pensiero che il lockdown qui da noi non esiste più, peraltro stamattina c'è anche più traffico del solito, se avete notato, almeno venendo dal Conegliano di traffico ne abbiamo incrociato, e c'è la volontà di far tutto questo con a fianco la comunità scientifica, questo deve essere poco ma sicuro, il che significa la volontà di portare avanti un'apertura che abbia quindi che sia valorata dal punto di vista scientifico e che sia assolutamente rispettosa delle linee guida per la messa in sicurezza dei lavoratori, di tutti gli operatori in generale e ovviamente anche della comunità. Detto questo, vi ricordate che il 13 di aprile, se vi ricordate, io ho detto guardate, facciamo un bilancio prima del 25 aprile e se i dati ci danno ragione faremo altre considerazioni. Questi erano i dati li vedete, del 13 aprile, l'ordinanza del 13 aprile ci dava 1672 ricoverati e 245 terapie intensive. Allora, i ricoverati dopo praticamente 11 giorni, la differenza è questa, vedete che ci sono praticamente 400 ricoverati in meno, 13 aprile, 24 aprile, 400 ricoverati in meno e le terapie intensive, lo capite da soli, 2,45 meno 130 fa 115, metà. Che vuol dire che il trend c'è. Io ero preoccupato di questi dati perché dicevo guardate, ricordatevi questi dati, vi ricordate quel giorno vi ho detto ricordatevi questi dati. Il trend c'è, la tendenza c'è, merito sicuramente importante del rispetto delle restrizioni,
ma penso che sia anche doveroso da parte nostra, da parte mia in particolare che firmo, prendere atto del fatto che la tendenza c'è, per cui oggi vi annuncio a sorpresa un'ordinanza. Allora abbiamo preso, posso dire, se dovessi dare un'immagine di questa ordinanza, scrivete pure che siamo andati a raschiare sul fondo del barile, nel senso che abbiamo voluto togliere tutte quelle restrizioni che potevano essere tolte, con lucidità, con la volontà di dire che questo è frutto di un trend e quindi di una tendenza che dura ormai direi da 2 settimane, che la volontà di dire fino in fondo che alla luce di questi dati, prima considerazione è che si possono attivare ancora degli allentamenti, per quanto possibile, per quanto concessi dalla legge. Vi ricordo che le aziende non le apriamo, le chiudiamo noi, tanto è vero anche per le scuole vale questo. Dall'altro dire ai cittadini che non leggano questa ordinanza che allarga ancora di più, che non venga letta come è finita tutti in piazza a far festa, non è così. Guardate, noi questa mattina con i 2 assessori, con l'assessore Lanzarin e l'assessore Bottacin, abbiamo fatto la videoconferenza molto lunga con i direttori generali, insomma lo staff del Veneto della sanità, e abbiamo parlato soprattutto della fase 3. Noi non parliamo mai della fase 2 perché ormai quella l'abbiamo sedimentata, abbiamo già le linee guida, parliamo della fase 3, vuol dire reinfezione per noi, vuol dire quando tornerà il virus e la convivenza con il virus. Cioè vi ricordo che oggi abbiamo ancora 1300 persone in ospedale, ma abbiamo ancora, avete visto anche oggi, quasi 300 contagiati in più. Sono asintomatici, si va verso la bella stagione, è qualcosa che potremmo ritenere, fra virgolette, visto il passato, diciamo quasi fisiologico, non lo è, però insomma è gestibile. Però i cittadini, la preghiera che faccio, questo è un atto assolutamente doveroso nei confronti dei cittadini, firmare questa ordinanza, la quale raschia il barile fino in fondo, anche esponendoci a qualche magari, come si può dire, c'è sempre un ricorso in Italia, non si nega mai a nessuno, però insomma nell'alveo della legalità abbiamo previsto di fare quello che secondo noi è interpretabile e delegabile ancora. Allora, alla luce di questo ve lo dico, attenzione, non calate la guardia, non abbassate la guardia. Vi leggo i punti, non sono molti, però sono molto chiari. Eccoli qua. Allora, l'ordinanza praticamente prevede alcuni punti. Primo punto, è consentita la vendita di cibo da asporto da parte scusate, no, ho sbagliato qua. È consentita la vendita di cibo da asporto. La vendita per asporto sarà effettuata, ove possibile, previa ordinazione online o telefonica, ove possibile, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano dilazionati nel tempo e comunque negli spazi esterni anche di attesa, nel rispetto del distanziamento di 1 metro tra avventori e con uso da parte degli stessi di mascherina e guanti, o garantendo l'igiene delle mani con idoneo gel prodotto igienizzante, e consentendo nell'eventuale locale interno la presenza di un cliente alla volta con mascherina e guanti, e garantendo l'igiene delle mani e stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce. Gestore ed addetti debbono essere muniti di mascherina e guanti, rimane sospesa la forma di consumo sul posto ed è confermata la possibilità di consegna a domicilio. Qual è la novità? Che tutto l'asporto, il take away, funziona, non devi consumare lì, quindi vai in gelateria dove non puoi prenotare il cono di gelato, vai a prendertelo e non stai lì a leccartelo davanti al banco della gelateria o a mangiare la coppetta davanti alla gelateria e vai a casa o vai da un'altra parte. Però questo significa che tutto quello che è take away, compreso il car delivery, quindi anche per capirci la consegna, so che ci sono molte attività che consegnano addirittura in auto eccetera, è a nostro avviso, a mio avviso, visto che la firmo io, da concedere. E quindi l'unica preghiera che faccio a tutti i cittadini e agli operatori è rispettare le norme,
il distanziamento, i guanti, la mascherina e l'ingresso contingentato e non consumate sul posto il comprato, quindi la fetta di pizza, il cono di gelato o quant'altro. 2. Revoca la disposizione restrittiva relativa a vendite per abbigliamento bimbi, cartolerie e librerie. Quindi possono aprire, prima noi avevamo autorizzato 2 giorni a settimana in via Prudenziale e perdonatemi, se tornassi indietro lo rifarei, perché partivamo da un punto zero, non sapevamo da che parte si inclinava la curva. Oggi ci si riallinea con la possibilità di aprirle in virtù anche di un DPCM che c'è. 3. Per le opere pubbliche ammesse all'esecuzione dei lavori ascrivibili in maniera prevalente alle categorie di seguito indicate, a prescindere dai loro codici ATECO, principali o secondari intestati all'appaltatore e a condizione che questi sia in possesso della corrispondente qualificazione SOA. Cosa vuol dire? Che non andiamo più per codice ATECO ma per categorie. Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee ferroviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari, opere d'arte nel sottosuolo, quindi gallerie, condotte, tubature, tutte quelle robe, fognature eccetera, dighe, acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione, opere marittime e lavori di dragaggio, opere fluviali di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica, opere di ingegneria naturalistica, opere strutturali speciali, demolizione di opere. Questo siamo nell'ambito... Ah, scusa. Insomma, opere pubbliche. No, mi scuso veramente con i non udenti, l'ho letto troppo in fretta. Comunque stiamo parlando di opere pubbliche. E ovviamente questo qualcuno potrebbe dire, ma perché solo quelle? Perché questo secondo il dettato e la legge secondo noi è derogabile e quindi trasformabile in ordinanza. 4. Di consentire le attività sul patrimonio edilizio esistente secondo il regime della comunicazione e della comunicazione asseverata prevista dagli articoli. In poche parole, lavori edilizi sul patrimonio esistente. Sul patrimonio esistente vuol dire che non vai dentro con la ruspa e inizi i lavori per fare un condominio. Patrimonio esistente vuol dire tutto quello che è esistente, manutenzione ordinaria, straordinaria, ampliamenti, tutte le cose che si devono fare autorizzate, anche impiantistica e tutto. 5. È consentita la coltivazione del terreno per uso agricolo per autoconsumo. L'uso agricolo c'è già, no? Attività degli agricoltori. Per autoconsumo, anche all'interno di orti urbani e comunali, nel rispetto degli obblighi di distanziamento di 1 metro, dell'uso della mascherina e delle norme igieniche. Quindi, a prescindere da dove si trovi l'orto, uno può andare a coltivarselo. Non c'è il limite comunale, per capirci. 6. È consentita la vendita in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso e fertilizzanti. Qui dico anche che introduciamo la vendita, adesso la stiamo ancora, ve lo dico, la stiamo affinando, attendete, c'è solo un punto dell'ordinanza che stiamo chiarendo ancora con l'avvocatura, di poter autorizzare la vendita di piantine all'interno dei mercati, però lo troverete scritto o meno nell'ordinanza adesso. Ma io penso insomma che ci riusciamo anche per questo. Questo punto 6 sono le fiorerie in particolar modo, perché c'è stata una circolare del Ministro dell'Agricoltura che non parla di fiorerie, gira attorno al concetto come una poiana, avete presente? A questo punto lo scriviamo noi, vediamo cosa succede, perché allora in sede politica può dichiarare che le ha autorizzate, ma in sede giuridica non c'è scritto fioreria, e la fioreria è un codice ATECO, vi ricordo, però oggettivamente la vendita di fiori e piante
con le modalità che abbiamo sempre detto, la consentiamo ai garden, la consentiamo a tutti, non capisco per quale motivo il negozio che le vende, probabilmente anche molto in sicurezza, non debba essere autorizzato. 7. Sono consentiti i tagli boschivi anche per autoconsumo, in presenza di un'effettiva situazione di necessità. Quindi taglio boschivo in situazione di necessità è alberi che cadono o far legna. Fermo restando che far legna in questo periodo è difficile da giustificare, però insomma se qualcuno deve entrare nel bosco o in un'area boscata che deve fare delle manutenzioni ci può andare. 8. È consentito l'accesso ai cimiteri nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di 1 metro tra le persone, vabbè, evito, e l'uso delle mascherine, i guanti oppure l'igiene delle mani. Ecco, qui vorrei dirvi, i cimiteri non sono mai stati chiusi, mai, sono chiusi in virtù di ordinanze comunali. Questa è una sorta di moral suasion, l'ho voluto mettere in ordinanza, mi rendo conto che la competenza è del sindaco se decide di chiudere e non ho nulla da dire, però abbiamo un sacco di persone, e guardate, che ci chiamano, persone che hanno perso il marito, la moglie, il bambino, figli piccoli, e che giustamente non ce la fanno stare a casa neanche un giorno senza andare a far visita ai propri figli, ai propri coniugi, ai parenti, ai genitori. Quindi penso, e qui faccio un appello anche ai sindaci, mettiamoci tutti una mano sulla coscienza, cioè è inutile che si attenda l'apertura delle fabbriche e il cimitero, che è il luogo purtroppo non affollato per ovvi motivi, sia ancora chiuso. Quindi direi apriamo questi cimiteri e diamo modo ai cittadini di poter portare un fiore e di poter andare a far visita ai propri cari. 9, ed è l'ultimo punto, poi il resto sono tutte, insomma, il versamento delle multe, robe eccetera, che non sto neanche qua a citarvi. Sono consentite le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio, nonché per prove, collaudo e consegna delle imbarcazioni, nonché sistemazione delle darsene per l'espletamento dell'attività ordinaria. Cos'è sta roba? È gran parte del nostro turismo. Già Monti a suo tempo le fece scappare le imbarcazioni con la tassa sulle barche e andarono tutti in Croazia, no? Evitiamo che anche i pochi che sono rimasti se ne vadano anche loro, nel senso che oggettivamente è una parte importante del turismo, è una parte di economia. Sapete che ci hanno chiamato che sono abituati a fare la stagione nelle darsene e non riescono a lavorare perché è tutto fermo, e sono tutti studenti, come sono tutti studenti quelli che lavorano anche in altre attività. Cerchiamo di dare insomma un segnale per il grande impegno che hanno avuto i veneti. Poi guardate, evito di leggervi tutto sto, le abbiamo lette tutte, no? Sì, sì. Per quanto non compreso rimane quella. Sì, ovviamente rimane l'altro per quanto non compreso, però insomma di fatto si è allargato totalmente. Dico che fanno sempre riferimento gli accordi con le parti sociali, con gli imprenditori per il discorso della tutela dei lavoratori, quindi è di default questo, che bisogna rispettare le regole e che comunque si chiede sempre l'impegno di tutti. Vi ho fatto l'esempio della gelateria, evitate di ammassarvi davanti alla vetrina della gelateria se sei da passeggio e fate in modo di distanziarvi, ma insomma io vedo civiltà in giro, non vedo persone irresponsabili. Se c'è un irresponsabile è una mela marcia, ma non, di certo è l'eccezione che conferma la regola. E vi dico infine, poi passo la parola a voi per le domande, e questa è un'ordinanza che va validità da subito, da adesso. Considerate che io vado su, la firmo, che ora è adesso? Le 13, facciamo la comunicazione ai sindaci, facciamo che dalle 15, proprio per evitare che qualcuno dica ho visto la gelateria aperta prima che te mi abbia scritto, ecco. Dalle 15, anzi ci metterò dalle ore, lo scrivo in ordinanza, dalle ore 15 di oggi, anzi se l'avvocato mi sente, che prepari e che verifichi la storia fino in fondo anche la storia
dei rivenditori di piante e di piantine per i mercati. Voi sapete che i mercati settimanali sono autorizzati solo per la parte alimentare, perché molti cittadini ci scrivono la parte alimentare è quella ovviamente. E ovviamente noi in questa verifica della parte alimentare abbiamo fatto verificare anche la parte che vende esclusivamente abbigliamento per bimbi, in maniera tale di agganciarci anche questa. Detto questo, vi voglio dire due cose ancora informative. Donazioni, siamo arrivati siamo verso i 56 milioni, verso i 56 non ci siamo ancora, ma insomma ci manca poco, e da ieri a oggi sono aumentati quasi di 1000 i versamenti, sono ormai sui 36.000, anzi 36.000. E c'è una bella lettera di una bimba che voglio leggervi, che si chiama Irene Riello, di 7 anni, e mi scrive: ciao Presidente, sono Irene, non so se ti ricordi di me, sono la bambina che insieme a te ha inaugurato la Teen Zone a Padova, stiamo parlando dell'oncoematologia pediatrica, e questa è una delle pazienti, se non ricordo male. Volevo dire a tutti di rimanere in casa per non mettere a rischio persone che come me sono immunodepresse, e quindi il coronavirus può essere pericoloso. E Irene ci ha mandato anche un bel disegno e la ringraziamo, perché è uno delle centinaia di disegni che sono arrivati. Salutiamo Irene Riello e le facciamo anche tanti auguri. Per le scuole abbiamo discusso anche ieri in conferenza dei presidenti. Noi restiamo dell'idea che il provvedimento di apertura delle aziende debba avere parimenti un provvedimento assolutamente di sostegno delle famiglie rispetto a tutto quello che è il tema della gestione dei minori che non hanno le scuole aperte e che inevitabilmente in molte famiglie si ritrovano ad essere a casa abbandonati, anzi non sono abbandonati ma rischiano di essere abbandonati. E stiamo andando avanti su questo fronte. L'assessore Lanzarin, se poi dopo darà un aggiornamento dell'incontro avuto ieri con le scuole dell'infanzia, i 06, qualcuno si è scandalizzato perché ho detto che potremmo utilizzare gli edifici scolastici, ma questa non è una competenza nostra, è solo un'idea. Abbiamo molti edifici scolastici. Se è vero che magari qualcuno dice il distanziamento non si può fare alla perfezione in alcuni plessi delle scuole elementari o delle scuole dell'obbligo, è altrettanto vero che tutti gli altri edifici scolastici sono vuoti. Quindi se volessimo proprio non fare i burocrati, l'ufficio complicazioni affari semplici, sappiamo che abbiamo delle strutture, peraltro scolastiche, che potrebbero essere utilizzate con una visione di dire, insomma, abbiamo pensato di portare gli ospedali negli alberghi, non possiamo portare uno studente delle elementari in un plesso nel quale vuoto ci sono dei banchi e dedicato ad altre scuole. Io penso di sì. Però devo anche ringraziare i Coldiretti, che mi dice che hanno 301 fattorie didattiche e si vogliono mettere a disposizione e fare un progetto proprio di educazione e di sorveglianza dei minori proprio all'interno delle fattorie didattiche. 301 non sono poche, e quindi penso che sia una buona idea e assolutamente le terremo presente anche questa disponibilità, visto e considerato che ci hanno scritto una mail. Passerei la parola a voi per le domande. Poi ve la consegniamo. Grazie. Allora, in ordine di alzata di mano, così sulla litiga, Rete Veneta, Antena 3, Prigioni, Zennaro, Salmasi. Allora, via. Sì, buongiorno Presidente. Scusi, per quanto riguarda le fiorerie, anche alla luce di quello che ha detto, tutto effettivo dalle 15 di oggi, sappiamo che domani, oltre ad essere il 25 aprile per Venezia, è una giornata particolare. Esatto, quindi c'è un via libera, si potranno vendere. Guardate, perché sappiamo che alcuni quello che saranno non c'è attrezzati. scritto è consentito, non c'è scritto, per voi è consentito. Quindi domani si potrà Chi te andare porta al bocco? Ti sei preoccupato? No, assolutamente. Grazie. Prego. Antonella Prigioni. Buongiorno Presidente, Buongiorno. mi è arrivata la domanda da parte dei poliambulatori privati che chiedono quando possono ripartire con le prestazioni ordinarie. Guarda, noi abbiamo già un piano che si sta attuando. Dal 4 noi consideriamo di tornare a pieno nell'attività ordinaria, dal 4D. Ma è una data che è rispettosa anche del fatto che ci saranno dei provvedimenti nazionali, vorremmo anche capire come orientarci.
però devo anche dire onestamente che non l'abbiamo messo nero su bianco, ma si sta già allentando. C'è un bel lavoro con i medici di base che rivedono tutte le programmazioni che sono saltate con questi 2 mesi di coronavirus. Vi ricordate quando dicevo sarà una questione di qualche mese? Lo dico a chi ha addirittura organizzato comitati per un paio di mesi, 70 giorni, forse ci arriviamo a 70 giorni, 21 febbraio, 21 marzo, 21 aprile, non arriviamo neanche a 70 giorni. Sì, forse, lasciatemelo dire, valeva forse anche la pena un po' di avere anche un po' più, come si può dire, di senso di responsabilità. Se il Presidente della Regione ti dice che è una questione di qualche mese, insomma, non ci siamo occupati di queste proteste, però hanno dato fastidio perché quando avevamo le terapie intensive piene di persone che stavano morendo, c'era chi si preoccupava di dire che dovevamo liberare gli ospedali, e questo non me lo dimenticherò mai. Massimo Fennaro, TGR. Presidente, io Ciao. buongiorno. Capisco l'ordinanza che allenta, ma come si coniuga con la necessità di muoversi solo per necessità indifferibili, come recita il DPCM? Perché abbiamo chiesto i chiarimenti e poi considerate che ad esempio tutto il cibo da sport è alimenti e il tema dei bimbi è previsto dal DPCM, librerie eccetera, l'OP è autoconsumo, quindi lo abbiamo inquadrato con la visione del cibo. I cantieri abbiamo chiesto i chiarimenti e siamo riusciti insomma. Ma siccome so che a volte le forze dell'ordine si fermano e... Beh, c'è un'ordinanza. Cioè l'ordinanza della regione fa fede, per cui io non è che forse non la posso interpretare, c'è l'ordinanza scritta. Sì, no, io dico, mi fermano e dico sto andando a mangiare il gelato. Certo. Ok. Dopo vengono a trovarti, oppure sono stato mandato a mangiare il gelato, tenetevi lo schermo. Va bene. Okay. Sì, però guardate, io ve l'ho detto il primo giorno, qualcuno scrive ma sbagli a dare delle regole. Io capisco che siamo un popolo inflessibile, cioè ormai come si può dire, siamo tutti come si può dire, non molto avvezzi ad avere ancora altre regole, per carità, però neanche noi dobbiamo giocare a guardie ai ladri. Cioè, stiamo parlando di un virus che ti può far morire. Se uno vuole giocare alla roulette russa, vabbè, lo faremo anche giocare, il problema è che rischia di contagiare anche gli altri, questo è il guaio. La storia della mascherina, cioè vedo messaggi sui social, non portiamole, facciamo protesta mettendole al collo o altre minate del genere. A me sembra un'idiozia, cioè è come andare in ospedale e dire boh sì, sono venuto qua, ma tu alla fine io ti sfido, non mi curo, sto solo qui a dormire e a mangiare, vabbè, cioè, i pirla ce ne sono ancora in giro di pirla. Per cui Albino Sannato e poi prima la collega di Telenuovo. Grazie Albino, sempre molto galante. Buongiorno Una a nostra tutti. allieva. sì, solo con voi però, garante, non con noi. Solidarietà di categoria, Presidente. Oltre che... Non spingerti oltre che dopo rischi di creare incidenti diplomatici. E sempre per chiarezza degli esempi, ad esempio, sto andando a seminare l'orto, si può, sto andando a mangiare il gelato, sto andando a portare il bambino all'asilo, si può. È una forma di apertura. Ok, sto andando a fare la babysitter, cioè ci faccia capire un po' con altri esempi, se possibile, relativamente agli... Sì, guardate, allora, io penso, primo che non dovremmo giocare a guardia ai ladri perché i veneti sono dimostrati persone per bene, lo hanno dimostrato nei periodi duri. Io cito sempre i ragazzi come esempio eclatante. Dall'altro, il tutto si governa con il buon senso, no? Cioè noi non possiamo cartografare e mettere nero su bianco tutte le attività umane. Ci sono degli ambiti nei quali si possono fare le attività e le forze dell'ordine hanno dimostrato buon senso e anche il senso, come si può dire, di comunità. Scusate, il quesito che mi viene fatto da una signora che ha un familiare fuori regione che vive da sola, ha solo un figlio come riferimento e lo deve raggiungere. Ovvio che trasferimento fuori comune, fuori regione, non c'è, è un motivo indifferibile. Se ti fermano per strada, se trovi una persona di buon senso capisce che sei un familiare in ospedale andare a trovare. Quindi l'appello che faccio a tutti da entrambe le parti è di utilizzare il buon senso e sempre una visione che sia quella, posso dire, del bene comune, che non vuol dire che bisogna organizzare una marcia perché comunque possiamo andare negli ordini, andare di qua, di là, organizziamo una marcia con tutte le tappe, quindi siamo tranquilli, a maratona riusciamo a farla.
No, Posso Albino? Prego, prego. Albino, anzi, facciamo così, oggi non fai domande, Albino, le fa solo lei. No, questo non posso, credo di rischiare grosso a giudicare quello che arriva qui. La questione dei parchi, pensiamo ai bambini, ma tutti noi, insomma, oggi ok? Si è emozionato. No, hai capito. È una questione che deve essere affrontata, che condivido, ma ho condiviso anche la chiusura dei parchi, pur non avendola fatta noi, ma l'ha fatta a livello nazionale. E penso che il tema degli assembramenti sia stato il primo problema che il legislatore ha affrontato, no? Cioè che quello di all'inizio, adesso perché noi abbiamo una memoria sempre labile, ma vi ricordo che all'inizio se bastava un colpo, un'occhiata e c'era un contagio, cioè, quindi i parchi giustamente sono stati chiusi come tutti i luoghi di aggregazione delle piazze. Pian piano si allenterà. Vi dirò anche una cosa che lo considero molto più praticabile, perché oggi abbiamo una cultura che 2 mesi fa non avevamo. Oggi è normale vedere uno con la mascherina. Non ditemi che la prima volta che l'avete indossata non vi sentivate a disagio, perché tutti si sono sentiti a disagio da sta roba. Cioè, oggi è normale, quindi nei parchi se si va con la mascherina si può andare, ma non li posso aprire io i parchi, perché la legge non me lo concede, se no li avrei aperti, tanto per capirci. Perché vedo che i veneti sono civili e hanno saputo interpretare le regole nella maniera migliore. Albino, mi sa che a te passa la parola. Albino. No, grazie. Beh, Presidente, mi pare di capire che questo è il suo regalo ai veneti per la festa di liberazione di domani, insomma, una sorta di... Oh, attenzione, non ho detto che si possono fare le grigliate in giro per i campi, sul Piave, sul Brenta. Nel senso che un anno fa lei era con il Presidente Mattarella, mi pare ricordare... Ah, sì. Ecco. Ti è piaciuto il mio discorso? E per questo non ho avuto Commosso. tempo di rileggerlo nei dettagli, però poi se Pensavo che ce l'avessi sul comodino, ti servirebbe. quello di Mattarella ovviamente. No, quello mio. Il suo l'ho già letto e imparato a memoria, quindi Bene. lo cito soltanto gli amici, quelli più intimi Stretti. ovviamente. Ecco. No, scusa per battute. No, grazie, no, questo sai. Domani abbiamo una data importante, 25 aprile, che ricorderemo. Ecco, Domani. Ecco, perfetto, ma no, immagino. Ecco, detto questo, mi pare di capire che appunto questi 9 punti, come hanno sottolineato anche i colleghi, danno diverse possibilità di libertà individuale se utilizzata con grande responsabilità. Perfetto. Mi permetto solo di dire, resta confermata però la chiusura dei supermercati domani col giorno Sì. Perfetto. Sì. Guardate, quella resta fino il 4. Dopodiché, sapete, qualcuno dice, Zaia, ma abbiamo fatto tanti appelli in questi anni e non mai chiusi. Li possiamo chiudere solo perché c'è lo stato di emergenza, ma noi non abbiamo titolarità sulla chiusura la domenica. Io penso che varrebbe la pena di fare finalmente una riflessione sulla chiusura domenicale, cioè dare tranquillità alle famiglie, dare come se un po' di respiro, ma non ho neanche trovato imprenditori che si siano venuti a lamentare, però giustamente se uno apre tutti devono aprire, cioè è un po' un cane che si mangia la coda. Se il legislatore a livello nazionale si decide o ci dà la competenza, se ci dà la competenza io sono per chiuderli, se io avessi la competenza l'ordinanza la mantengo a vita. Certo. Insomma, non si muore se la domenica sera al supermercato. E ci sono altre 2 domande che arrivano qui dai colleghi e che arrivano dai lettori. Una è molto particolare: in moto in scooter con casco jet, quindi semiaperto, bisogna avere la mascherina? Beh, questo è un paradosso incredibile. Ma insomma, però in linea di principio l'uscita da casa deve sempre avere la mascherina in base, e quindi anche chi non ha occultato naso e bocca deve mettersi una mascherina. Bene. L'altra domanda è: chi ha una seconda casa di proprietà non nella sua regione potrà mai raggiungerla? Qui nel Oggi caso, no. E se uno avesse per caso l'orto in Friuli a San Vito, cosa fa? Dopo, sentite, È stato Zennaro a segnalare il caso, no? poi passa, Non hai una proprietà da sapete, Denaro ai vigneti anche lui, no? certo. per citare Eracleonte da Gela. No, siccome leggo in giro che dicono che ho letto solo un libro, per cui cito sempre quello, cito Aristotele adesso. Cioè, Aristotele dicevano ipse dixit, no? Lui l'ha detto, no? La generazione spontanea. Hai visto di stare qui a spiegare queste robe, se poi qualcuno va a riprendere l'articolo che ha mandato a voi se lo mangia da solo. Ecco, Aristotele, non vorrei passare come Aristotele e poi dire, lui l'ha detto, no? Ipse dixit, no, io non faccio giurisprudenza, dico che c'è un po' di buonsenso. Poi magari se trovo io uno che va nell'orto fuori regione gli dico, cavolo, è vero, c'è l'orto da coltivare, però c'è un po' di buonsenso. Ho anche l'impressione che ci siano poche persone che hanno l'orto fuori regione. Però io Se ce l'hanno in montagna le verdure hanno già mangiato i caprioli in serra, quindi stiamo a casa tranquilli.
Presidente Ponso, buongiorno. C'era Massimo Ah, prima. scusa, prego. Presidente, però allora adesso noi guardiamo i dati del Veneto e rimaniamo in Veneto a quanto ho capito, perché l'ha appena detto, non si esce per nessun motivo, ma guardando i dati nazionali lei intravede così chiara come da noi questa tendenza anche in regioni contermini, diciamo? Guardate, la letteratura scientifica ci dice che questi processi si attestano tutti sui 60-80 giorni, qualcuno dice 70, e le curve, ve lo dicevo ieri, sono tutte uguali. Wuhan, Hubei, la provincia, Singapore, Corea. La Corea è andata a votare il 15 di aprile, lo dico a quelli che dicono non si può andare a votare. Allora, qual è il tema? Io penso che, pur avendo avuto forti... Sì, che sono in calo. Pur avendo avuto situazioni diverse, pensate alla Lombardia che ha avuto la sfortuna, adesso la Lombardia, per spezzare una lancia, voglio ricordare che la Lombardia non ha iniziato così, con la curva, è iniziato così, e quindi con tutti i limiti di una realtà che si ritrova un'onda di piena che è difficilmente gestibile. Però al di là di questo, non voglio fare l'avvocato difensore, dico che ormai tutti hanno comunque delle indicazioni di una direzione che si è presa. Quindi quella fase acuta oggettivamente oggi è conclusa per le regioni che l'hanno avuta prima. Dopo si tratterà di vedere ovviamente le altre regioni, ma questo non ve lo so dire. Cioè, vedo che comunque i dati nazionali ci dicono che la curva di ricoveri è in caduta, è in netta flessione. Noi guardate nel modello che è coccolato e accarezzato tutte H24 dall'ingegnere Bottacin, che è anche assessore, il modello ci dice, lo vedevamo stamattina, è un modello che ci dice che noi insomma per primi di maggio, metà maggio, dovremmo andare a rasare il suolo con la curva, nel senso che andiamo verso zero se non cambiano le condizioni. Voi ricordatevi sempre che io uso sempre il condizionale, se non cambiano le condizioni, mettetevelo di default negli articoli. Emiliano. Dopo vado sui giornali perché siamo... Presidente, ma il discorso della prossimità, quindi della propria abitazione, persiste o, visto appunto... Ma è un decreto nazionale, appunto, noi abbiamo tolto poi tutti si i gioca limiti. su questo... Abbiamo tolto tutti i limiti, li abbiamo tolti, nel senso che abbiamo tolti ancora il 13 di aprile. Oggi, in prossimità della propria abitazione, è esattamente quello che dice il decreto di Conte, del Presidente del Consiglio, non dipende da noi questo. Se il Presidente del Consiglio avesse detto si evitino assembramenti fuori dal luogo di residenza, uno può dire a questo punto lo vado a normare, ma detto in prossimità della propria abitazione è molto interpretabile. Le chiedo in velocità anche un commento sulle celebrazioni appunto che sono state appunto consentite per il 25 aprile, insomma cosa ne pensa? Si era creata la polemica, una forte polemica. Ma guardate, allora, se siamo in una fase di apertura, io direi che se apertura è, in maniera responsabile deve essere omogenea, e quindi forse qualcuno ha fatto polemica, non so, non ho seguito sta roba, per me penso che sia, come si può dire, sia stato comunque un buon segnale, perché comunque dopodiché se dai questo segnale lo devi dare anche in maniera paritetica a tutti coloro che si meritano altrettanto segnale. Sto pensando in molti che ci chiamano per le chiese, ad esempio. Noi abbiamo un sacco di persone che ci chiamano per le chiese e quindi per i luoghi, le chiese, i luoghi di culto in generale, perché poi anche la comunità musulmana ci ha contattato. Io spero che dal quadro queste robe siano risolte, che sono quelle minimali, direttamente dal provvedimento del governo, perché non compete a noi. Le chiedo un ultimo commento al volo. Uno studio insomma, ha mostrato Crisanti in vetta tra gli scienziati più credibili insomma, in Italia, scelta appunto regionale, quindi del suo staff. Le chiedo se non avessimo avuto persone di questo calibro, come si sarebbe immaginato? Ma guardate, la differenza la fanno sempre le donne e gli uomini su una squadra, nel senso che è il valore umano poi che
che definisce una squadra. Dopodiché sapete, in sanità funziona sempre che se le cose vanno male è colpa di chi governa, se vanno bene è merito degli altri, però vabbè, ce ne prendiamo atto. E Crisanti è un grande scienziato, io penso che avrà la ribalta internazionale, è uno scienziato che ha dimostrato grande valore. Dopodiché ha avuto, lo dico senza problemi e penso che lui lo confermi, ha avuto la possibilità di trovare un grande substrato di un territorio, che è una sanità territoriale che esiste e funziona, di una regione che ha fatto delle scelte strategiche uniche. Pensate, se io non avessi deciso di fare 3.000 tamponi a la prova di non sarebbe il case history mondiale, ma sarebbe uno dei tanti tamponamenti fatti. Grazie Presidente. Allora io darei un po' di spazio ai colleghi che premono da chi non essendo qua, cominciamo dalle ultime, andiamo alle meno recenti. Alda Lanzan, Gazzettino, buongiorno. L'accesso ai cimiteri può essere comunque chiuso dai sindaci, cioè impedito dai sindaci, sì. O vale l'ordinanza del Presidente? Io infatti l'ho detto, è una moral suasion, nel senso che penso che i sindaci, che sono assolutamente persone oculate e responsabili, valuteranno fino in fondo, ma direi che sarebbe un bel segnale. Ci sono anche dei giorni di festa nei quali le feste, posso dire, sono quelle che più pesano a chi ha perso un caro, no? In famiglia, per cui penso che il 25 aprile sia la giornata della liberazione, sia la Resistenza, sia San Marco, il Boccolo, quello che volete, ma anche magari la visita in cimitero, quindi direi che sarebbe un bel segnale. Edilizia, solo manutenzione di edifici esistenti o anche cantieri di edifici in costruzione? No, edifici esistenti. Passiamo al collega. Ma guardate, non perché siamo degli azzeccagarbugli, per evitare che poi l'ordinanza venga impugnata proprio in maniera traumatica e allora poi si rimettono tutti, quindi restiamo sempre sul filo del sostenibile. L'avvocatura ci dà l'ok su questa formulazione. Due domande veloci di Basso. Le camminate, resta la prossimità, e questo mi pare che l'abbiamo già detto. Sì, è vietate al nordic walking. No, attenzione, è una battuta perché il direttore è un grande esperto in nordic walking e quindi penso che la sua preoccupazione sia quella. Però insomma anche nella prossimità, insomma, il nordic walking si riesce a fare. Domanda da giornalista, dice lui, mi verrebbe da titolare Zaia apre il Veneto. Non possono fare queste impressioni i nuovi provvedimenti che lei ha adottato? Sono in linea con l'impegno che ci siamo presi come comunità, abbiamo fatto gioco di squadra con i cittadini. Io sapevo, perché il 13 vi ho detto che ricordatevi le terapie intensive, questi due numeri, no? Che vi ho fatto vedere prima. E ve l'ho detto perché sapevo che se i numeri erano buoni per aprile, per noi insomma aprile è Resistenza, è San Marco, è Boccolo, insomma tutta una serie di valori. E poi Federico, che mi mette sempre via le carte, sa benissimo, adesso l'ho persa io, sa benissimo che questi due dati li abbiamo conservati da subito, oggi sono 130. Questo vuol dire che il lavoro è stato fatto bene dai veneti, è giusto allentare ancora, cioè se c'è un calo e non allenti, e allora non si spiega che senso ha fare i sacrifici. E Galvan Ansa, Presidente, le ha scritto a Conte ieri per informarlo della volontà del Veneto di riaprire scuole infanzia paritarie e nidi comunali su cui la Regione ha competenza per sostenere le famiglie che torneranno al lavoro. Lo farete e da quando? Già dal Dopo l'assessore dal 4 maggio? L'assessore Nazzarini dà una spiegazione che ha incontrato tutti ieri. Perfetto, un attimo ancora, il collega Erle scrive, il giornale di Vicenza, anche il Veneto pensa di confermare un'ordinanza più restrittiva, piano Colau immagino si riferisca, per la fascia di età più anziana? Ma guardate, le linee guida, 60 o giù di lì. chiariamo subito anche per allocare bene le responsabilità, le linee guida sono nazionali, noi possiamo adottarle più restrittive ma non più estensive. Sì. Noi abbiamo il gruppo di lavoro, peraltro con la dottoressa Russo, con i servizi sociali e tutto. Cioè, la mia idea è, se volete la mia idea, che non trovo corretto che si chiudano in casa gli anziani, punto. Cioè, perché c'è anche questa filosofia di qualcuno di dire gli anziani vanno, come si può dire, informati sui pericoli, vanno, come si può dire, documentati per bene rispetto ad alcune attenzioni che possono avere,
la spesa, ad esempio, se io dovessi scrivere un regolamento, direi guarda, la spesa magari valla a fare il mattino presto se ci riesci, non nelle ore di punta perché lì trovi tanta gente, c'è poca possibilità di contagio. Magari potremmo chiedere ai supermercati di dedicare la prima ora agli anziani, come accade in alcuni paesi. Penso sia una roba di assoluta possibilità. Non so, si dice dalle 8 alle 9 le garantiamo agli over 65, agli over 70, adesso non si offenda qualcuno, ha detto che over 65 gli anziani, non sono anziani, ai saggi. Boh. Sa cosa ne pensa Colaro degli over 60, no? Chi? Colaro degli over 60. Ma citi anche te qualcuno, vedi? Siamo a rischio. Antonella Benanzato, Asca News, modello matematico, in riferimento a quello la domanda. Volevo sapere ad oggi qual è il dato R0 per il Veneto. Si dice che si potrà avere un certo grado di sicurezza quando sarà inferiore a 1. Qual è la stima anche in base al nostro modello e ai dati epidemiologici? Allora, mi dice che l'R0 è più basso di 1, è inferiore a 1 per il discorso che i contagi sono in calo. Però l'altro dato adesso non abbiamo, possiamo anche portarlo, insomma, una proiezione se volete, però insomma ci dà sta curva che va a scemare verso metà maggio. Di nuovo la Ranzan, per quali casi sono possibili gli spostamenti tra comuni diversi? Tutti quelli contemplati nell'ordinanza di oggi? Sì. Anche i gelati, quindi? Anche i gelati? Un attimo ancora, scusate, No, scusa, non così. Anche i gelati, chiedo. No, nel proprio comune, sì, non si può uscire dal comune, cioè bisogna, attenzione, No, questo è importante. Siccome l'avete già chiesto, l'asporto si fa presso il proprio comune. ok. Sì, scusate, non sono stato chiaro, è colpa mia. No, non è che uno prende e va, cioè da Venezia va a Cortina, perché se l'asporto del cervo è in Sarmicia, dai. Il sushi a one. Danilo Se Guerretta. lo sushi a guancia. Danilo Guerretta, alcune aziende potrebbero riaprire il 27, ieri la task force di Nicolao ha riespresso parere positivo, ovviamente noi attendiamo un decreto. Il presidente degli industriali veneti Cavaro ha detto che non è disposto ad attendere comunicazioni domenicali per la mattina successiva, tanto vale riaprire il 4 maggio. No, ha ragione, perché le comunicazioni festive abbiamo visto che mettono in difficoltà il sistema. Tanto è vero che noi abbiamo fatto oggi questa ordinanza che permette tranquillamente alla gelateria, alla pizzeria al taglio, al ristorante che anche vuol fare il take away, di dire da stasera, da domani posso partire e dire ai miei clienti anche di venire a ritirarsi sulla porta del ristorante la confezione di cibo, insomma. Guardate, poi noi siamo veneti, cioè, riusciamo ad affrontare i problemi e a risolverli. Cioè, abbiamo fatto le mascherine che non sono piaciute, ma avete fatto caso che non sono piaciute a chi non le ha portate? Rete Veneta, Antena 3. Sì, Presidente, mi scusi, due domande. Una mi riallaccio a quella del collega su chi ha la seconda casa fuori regione. Lei ha detto non subito, No. ma si può sapere più o meno. Ma neanche fuori comune, cioè nella stessa regione non è che si può andare, a meno che uno non abbia l'orto nel giardino al mare piuttosto che in montagna, ma è dura da giustificare. Ok. È il decreto questo, non dipende da noi. Sì, no, infatti volevo capire se c'era un barlume di idea su quando ci poteva Ma essere questo guardate, spostamento. noi abbiamo tentato di allentare. Io sì, ma tu. Insomma, lascia finire. Devo ancora finire. Facevano le prenotazioni. Scusa. No, stavamo parlando e ho perso il filo. No, dicevo se c'era un barlume di idea. Allora guarda, se voi guardate il punto 6 o 7 della mia ordinanza, parla dei cantieri nautici, dell'ormeggio eccetera, che è già un primo sfondamento di quel fronte, perché è ovvio che uno che ha l'imbarcazione distante da casa a questo punto legittima ad esempio le manutenzioni eccetera. Io penso che dovremmo assolutamente aprire per prima questa possibilità, cioè spero vivamente, noi guardate anche oggi abbiamo un incontro, spero vivamente che si porti subito il tema delle seconde case, che poi rappresenta anche una valvola di sfogo oggettivamente, anche dal punto di vista sanitario, no? Perché si diluisce di più la pressione demografica dei territori. Ecco, poi l'altra domanda che ci arriva da vari telespettatori sulla riapertura di studi dentistici, perché sappiamo che lì l'utilizzo della mascherina è minimo. Vince sempre stata. No? È un codice aperto questo. Cioè, Quindi
Quindi la chiusura a me non risulta che siano chiusi. No, non sono operativi per casi aperti per un paziente. Cioè quelli che sono chiusi perché del resto è una pratica medica, abbiamo i fisioterapisti aperti, sono chiusi per scelta, perché giustamente lavorando in cavità boccale senza la mascherina, perché poi chi deve aprire la bocca non è che deve avere la mascherina, qualche dentista si sarà posto in una fase endemica di dire ma magari aspettiamo un attimo. Ecco, poi vabbè, l'ultima, la gelateria, ormai abbiamo parlato di questo, quindi teniamo questo esempio, però non è un indifferibile motivo, per cui c'è, allora perché c'è Però il cibo da confusione. sport ed è cibo, Okay. quindi è alimento, l'alimento tu lo puoi comprare e vendere, quindi è per questo, se fosse una sport di bigiotteria non si potrebbe aprire. però per i bar I bar possono sempre fare l'asporto e con questa ordinanza possono fare in sì che i clienti vadano in loco a prendersi il panino, le robe che fanno, insomma, i bar, l'aperitivo che poi se lo portano a casa e lo consumano, però capite, fino a prima della firma il ristorante portava a casa, Sì. adesso il ristorante può aprire la porta e consegna in loco, e così vale per tutti quelli che hanno il cibo, la pasticceria, tutti. Albino per No, te. volevo solo fare questa considerazione con una domanda al Presidente. Mi pare quindi che i governatori e lei nel caso specifico abbiano dei poteri molto importanti. Ecco, qual è il limite tra la direttiva e l'IPCM nazionale che fissa dei limiti percettivi e quelli che potete esercitare voi? Ce lo può spiegare un po' di più in termini anche proprio in linea giuridica, insomma, in modo da... Ma guardate, è molto chiaro, il DPCM è la pietra miliare, no? Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. All'interno di questa, nelle pieghe delle interpretazioni, cioè qui io mi assumo responsabilità, come in tutte le ordinanze, nelle pieghe delle interpretazioni con l'avvocatura cerchiamo di restare ai limiti della sostenibilità, rispettando la legge, ma di stare sul bordo, allora, se uno vuole amministrare col terreno sicuro sta sempre dall'altra parte, no? In maniera tale che non ha mai guai. Qualcuno mi dice guarda, in Italia per non aver guai non fa nulla, però capisco anche che insomma, prima ho citato le pasticcerie, sono chiuse come codice Ateco, però penso che sia un alimento, a questo punto uno non va in pasticceria, si siede per prendere il cappuccino, croissant, però può andare, possibilmente su prenotazione con una telefonata prima, ci sarà una coda come al supermercato, va a prendersi il suo plateau dei pasticcini, quello che è, e torna a casa e se li consuma. Insomma. Abbiamo altri problemi adesso che sta lì a complicare la vita alla gente. Tele Nuovo. Sempre per le camminate vicino casa, in prossimità. Lo stesso vale magari per la corsetta. Però per lo sport agonistico penso ai tanti ragazzi che sono a casa fermi e dovrebbero invece allenarsi. L'agonismo è aperto e individuale, sì, professionisti, sì. Però è il DPCM, non dipende da noi. No, c'è stato, guardate, c'è stato anche il tema delle piscine per gli allenamenti. Appunto. Ma le piscine non può aprire. Non dipendono da noi ragazzi. In piscina c'è le cloro, palestre. Fa solo che bene la piscina. Sì. No, Sì, è vero. Ragazzi, se è finita, il Presidente Grazie. lascerebbe il posto all'assessore Domani Lanzani. stessa ora ragazzi, se avete resistenza, se no facciamo da solo. Lascio l'assessore Lanzarini ragazzi e grazie veramente di cuore. grazie. Quindi domani poco per tutte. Grazie. Arrivederci. Buona giornata. Allora, vi aggiorno rispetto all'incontro di ieri. Noi ieri ci siamo incontrati per il segmento 06, quindi asili nido e scuole materne. Abbiamo incontrato la parte sanitaria, quindi la prevenzione come regione, poi i pediatri di libera scelta, abbiamo incontrato le scuole, abbiamo incontrato la FISMA, Sonidi, insomma tutte le altre sigle, l'ANCI, perché sappiamo che molte strutture sono comunali,
Abbiamo aperto una discussione, quindi un confronto e un'interlocuzione con loro. La volontà che noi abbiamo espresso è quella di riaprire con determinate condizioni, questo per diversi motivi. Da primo per la questione anche di socialità pedagogica e educativa, perché effettivamente questi bambini stanno molto soffrendo, devono tornare secondo noi a fare i bambini e a stare con gli altri bambini. Poi perché c'è comunque una questione legata anche alla ripresa lavorativa e quindi di conciliazione di tempi di lavoro, se i genitori insomma devono tornare a lavorare, quindi avere qualcuno insomma che accudisca i figli, perché l'alternativa è che le persone fanno da sé, quindi il rischio che non so, li lasciano al vicino, c'è l'aggregazione non controllata, quindi noi riteniamo che invece dando delle linee di indirizzo ben definito, poi parliamo di strutture accreditate, quindi strutture insomma che hanno già passato il vaglio di determinati processi, determinate appunto considerazioni, si possa in determinate modalità riaprire. Aspettiamo che abbiamo chiesto delle osservazioni, quindi entro lunedì queste varie insomma istituzioni che vi ho citato ci daranno delle osservazioni. Nel frattempo noi stiamo lavorando proprio per trovare le misure insomma più giuste, le linee di indirizzo più giuste, che saranno, ve lo dico già, ma poi ne parleremo insomma una volta un po' fatto un protocollo comune, sono quelle di distinguere le tre tipologie, ossia diciamo così, delle istruzioni e linee guida per gli operatori, per i bambini e per i genitori che accompagnano e vanno eventualmente a prendere poi i bambini, quindi cercando di dare indicazione che vanno in questo senso. Si è parlato anche di ridurre quindi i gruppi, quindi fare gruppi un po' più piccolini, diluirli durante l'arco della giornata, poi chiaramente il discorso appunto del cambio e della pulizia degli indumenti e quindi però insomma saranno oggetto diciamo di valutazioni che faremo un po' appena arriveranno le osservazioni dei singoli, anche quelle, in modo poi da avere comunque un piano complessivo per questi. L'obiettivo è che diventi operativo per il primo giorno di apertura, cioè per il fatto. Allora io non lo so se sarà fattibile, insomma loro si stanno già preparando. Di obiettivo. No, l'obiettivo è sicuramente di cercare di allinearli rispetto alle aperture, poi sarà un giorno in più, un giorno in meno, insomma adesso valuteremo. Noi ci siamo comunque ci siamo lasciati con l'invio di osservazioni lunedì e poi la volta di mercoledì probabilmente facciamo un altro incontro conclusivo. So che anche, questo ci è stato detto ieri da parte dell'ufficio scolastico, anche a livello nazionale hanno fatto un gruppo di lavoro e stanno discutendo, quindi la nostra esperienza e anche il nostro apporto potrebbe essere molto utile, potremmo anche partire in maniera sperimentale. Adesso valuteremo anche da cosa arriverà. Le volevo chiedere, e l'idea è confermata di arrivare nel supporto delle famiglie fino ad agosto addirittura? Questo dipende dai gestori, Sì. siccome io so che ci sono dei gestori che hanno già detto insomma, che c'è la disponibilità anche di tenere aperto in agosto, cioè, non credo che ci sia, però dipende poi da chi gestisce questi servizi. Grazie. Assessore, scusa Albino, No, assessore, buongiorno, giusto per far capire anche ai genitori che sono a casa, un esempio, un unico genitore che porta il bambino, immagino, con addosso mascherina e guanti, l'operatore, l'operatrice, l'educatrice diciamo con addosso mascherina e guanti, a quel punto però i bambini più piccoli la gestione magari più all'esterno, cioè ci può aiutare a delineare Allora non ho ancora le linee, diciamo così, i punti da potervi, però insomma questo che lei mi ha detto insomma sono due cose che di default insomma ci saranno, la misurazione della temperatura, il fatto che non ci sia l'aggregazione dei genitori, quindi una sola persona fuori dai cancelli, il fatto che ci sia la stessa persona che accompagna e va poi a prendere il bambino, il cambio delle scarpe quando si arriva e poi quando si esce, cioè stiamo studiando insomma dei protocolli di questo tipo, cercando di non complicare sicuramente, ma di avere quella garanzia che è necessaria, perché riteniamo, e ripeto, che non è solo una questione di problema legato alla riapertura, ma sta diventando, e questo ce lo dicono anche gli esperti, un problema sociale, psicologico. Ci sono bambini che stanno diventando molto aggressivi a rimanere a casa, ci sono bambini che sono anche in remissione rispetto appunto a un tempo che hanno, diciamo così, perso e non si sono confrontati, relazionati con gli altri bambini, quindi anche da un punto di vista pedagogico e sociale di questo tipo, insomma.
Sì, no, scusi, le volevo chiedere una domanda ancora di carattere generale. Lei conferma che il Veneto può da solo avviare questo importante esperimento? Perché leggevo oggi sui giornali che la vostra, direi interessante e lodevole iniziativa, che risponde a tantissime esigenze delle famiglie, cioè viene valutata a livello nazionale con opinioni contrastanti. Il ministro della famiglia Bonetti la pensa esattamente come voi e sostiene questa proposta, mentre mi pare all'interno dell'Istituto Superiore di Sanità la componente medica è molto più cauta. Quindi ci faccia capire se possiamo tenere aperta questa prospettiva positiva per le famiglie o se invece... Noi ci stiamo lavorando, dopodiché faremo le valutazioni anche con gli organi eventualmente superiori, però noi ci stiamo lavorando e noi faremo sì che questo piano venga anche approvato dal nostro comitato scientifico, insomma che ci sia anche il vaglio del comitato scientifico che noi abbiamo costituito regionale, dopodiché vediamo cosa succede, però io credo che insomma anche ieri diceva il Presidente, si è parlato di questa cosa perché non ci può essere una riapertura e non parallelamente insomma qualcosa che dia delle indicazioni precise alle famiglie, perché il congedo parentale, bonus per la babysitter eccetera però sono limitati, lo sappiamo, sia da un punto di vista poi perché il congedo parentale insomma però economico e quant'altro, ma anche proprio da un punto di vista relazionale, perché insomma questi bambini noi riteniamo insomma che devono un po' anche tornare a fare i bambini e quindi io penso, insomma, questa è un'opinione mia personale, che siano meglio controllati all'interno di una struttura con determinate caratteristiche, con determinate indicazioni, che piuttosto insomma nel condominio dove si trovano 4 o 5 bambini e che sono lasciati lì e non sono controllati così. Questa è la mia opinione, poi faremo le valutazioni insomma in base a quello che emergerà, però credo che insomma mi sembra che su questa cosa con determinate indicazioni, determinate linee di indirizzo eccetera ci auguriamo insomma che ci sia comunque l'apertura su questo. Concluderete bene, Antena 3. Sì, assessore, io ho due domande, una su questo argomento poi una su un altro. Prima questo, visto che lei ha evidenziato il bisogno e insomma la valenza anche psicologica e sociale di questa decisione e quindi per i bambini, ora noi sappiamo bene che la scuola è non è di competenza della regione, ma poi ci sono in tutto questo anche i bambini un po' più grandi, quindi quelli diciamo della fascia delle scuole elementari. Si sta pensando a qualche iniziativa in tal senso proprio per loro, perché non fanno parte né di nidi né di materne, non sono abbastanza grandi per la fascia dell'età delle medie. Noi ragioniamo su questa fascia perché è la fascia che comunque non è scuola dell'obbligo e quindi sappiamo ci sono interventi che possono essere interventi così definiti socio-educativi, quindi che non rientrano in didattica e quant'altro. Sugli altri è chiaro che c'è anche su questo insomma una riflessione che a mio parere deve essere fatta, soprattutto in relazione ai tanti spunti che abbiamo sentito rispetto ai centri estivi, ricreativi, cioè non ci sarà la ripresa delle scuole, però qualcosa, ma su questo mi auguro che si esprimano anche a livello centrale, insomma sarebbe importante. Ecco, poi un'altra domanda invece, passiamo dai bambini agli anziani, il tema delle case di riposo, perché ci siamo trovati più volte anche attraverso alcune segnalazioni e testimonianze di telespettatori che ci hanno dato un quadro un po' diverso degli ospiti delle case di riposo, ovvero quegli anziani che proprio per la situazione, per questo isolamento, per già un'ulteriore solitudine che magari affrontavano, sembra in qualche modo si stiano un po' lasciando andare, proprio il dramma della solitudine però a questo livello a 360 gradi. A lei arriva niente in tal senso? No, ma io sono convintissima che insomma sappiamo quanto è importante all'interno di una struttura come le case di riposo possa essere, cioè la visita del familiare, la parola, diciamo il sorriso che il familiare ti può portare. È chiaro che oggi siamo ancora in una situazione di emergenza, ci stiamo pensando perché è chiaro che siccome abbiamo capito che questo è un virus che attacca in maniera molto forte gli anziani, che le case di riposo per quanta blindatura noi riusciamo a dare comunque rimarranno sempre finché non ci sarà comunque un vaccino o comunque finché non ci sarà insomma una proiezione di un altro tipo, saranno sempre comunque le strutture più sensibili. È chiaro che stiamo ragionando su come anche poter superare questa cosa qui e permettere anche, non è semplice e facile, ma che è la stessa cosa degli ospedali, perché anche le visite negli ospedali, abbiamo visto che anche le parti degli ospedali devono rimanere
più blindati possibile, quindi sia case di riposo che ospedali. Sappiamo che sono due posti dove c'è bisogno di avere un'attenzione massima, che deve coniugare però anche aspetti di altro tipo. Vediamo, noi, diceva il Presidente, abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la terza età, per gli anziani, in cui ragioneremo anche sulle case di riposo, quindi in cui abbiamo inserito appunto psicologi, psichiatri, sociologi, infettivologi, e cercheremo anche in questo caso di costituire un piano proprio per la riapertura, per la relazione, per la socialità e quant'altro. Quindi vediamo cosa emerge. Ci incontriamo la settimana prossima con questo gruppo di lavoro. Ultima cosa che dico, Carlo, poi mi taccio, noi stiamo lavorando anche, e ve l'avevo già accennato, per la riapertura dei centri semiresidenziali per disabili, perché la nostra volontà è quella dal 4 in poi, 4 e 5, poi vedremo in base ai lavori che sono da fare all'interno di riaprire anche questi, sempre anche qui con la duplice intento di dare una risposta a queste persone, a questi ragazzi che hanno bisogno molto di socialità e di relazione, e anche ai genitori che in alcuni casi sappiamo sono genitori anche anziani che cominciano ad avere un carico tanto pesante. Quindi anche su questo con un protocollo parallelo stiamo lavorando anche per la riapertura dei centri semiresidenziali. Allora, grazie Assessore. Io darei una parola all'Assessore Bottacci per due cose. Uno, un riferimento alla domanda di Albino, che è relativa al quadro giuridico entro il quale matura l'ordinanza, e poi una comunicazione bella. Sì, e prima però correggo un dato che avevo dato ieri: 65.000 giornate uomo, abbiamo già superato le 70.000 giornate uomo di quei reggimenti logistici fatti da uomini e donne della protezione civile che garantiscono appunto il supporto logistico in tutta questa emergenza del coronavirus. Quindi gli eroi in trincea sono i medici e tutto il personale sanitario, ma dietro ci sono i reggimenti logistici che servono a vincere la guerra, che sono fatti da uomini e donne della protezione civile che, lo sottolineo 4 volte, lo fanno gratuitamente. Quindi lo ribadisco ancora e colgo l'occasione per ringraziarli. Per quanto riguarda l'aspetto relativo invece all'ordinanza, ma in generale, io dal 22 febbraio partecipo ogni mattina alle 9 alla riunione del comitato operativo. La riunione del comitato operativo è presieduta dal capo dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, quasi sempre è presente anche il commissario Arcuri, e poi partecipano tutte le regioni e i principali ministeri. Sulla questione delle ordinanze, quindi abbiamo approfondito alcuni aspetti e, come diceva il Presidente, abbiamo approfondito gli aspetti che possiamo approfondire, cioè quelli che lasciano delle interpretazioni. Ovviamente dove non c'è possibilità di interpretazione, il codice Ateco sono quelli, e non è che possiamo, dove ci sono margini di interpretazione approfondiamo. E io questa mattina, dopo una settimana di approfondimenti sulla questione degli orti, sulla questione del far legna, sulla questione, tutta una serie di questioni, ho fatto presente che stavamo per uscire con un'ordinanza e ovviamente è in collegamento sempre anche il Ministero dell'Interno. Spesso c'è sia un rappresentante della Polizia di Stato, oltre al rappresentante del Ministero, e un rappresentante dei Vigili del Fuoco, ma il rappresentante del Ministero dell'Interno ho chiesto, in virtù appunto del fatto che ho spiegato quale ordinanza stavamo per fare, che avvisassero anche le prefetture, in modo tale che ci sia un'interpretazione che non crei problemi al cittadino, perché se noi facciamo un'ordinanza interpretando, sia pur dopo discussione, il DPCM, e poi dopo le forze dell'ordine statali fanno la sanzione, poi creiamo un problema al cittadino. Allora, per evitare questo tipo di problematiche, quindi più che, per rispondere alla domanda precedente, più che la preoccupazione di un'eventuale possibilità che qualcuno impugni l'ordinanza, la preoccupazione è che qualcuno faccia la sanzione al cittadino e poi il cittadino debba fare ricorso. E allora, lavorando insieme, ripeto, dal 22 di febbraio, trovandoci tutte le mattine in questa riunione, si è creato un rapporto fra le strutture in cui riusciamo anche
abbastanza frequentemente, non sempre, a interloquire, quindi a trovare delle soluzioni che siano praticabili. Quindi, è stato dato una sorta di via libera, e per cui noi riteniamo che l'ordinanza così come concepita sia assolutamente, oltre che legittima, ma applicabile anche dalle forze dell'ordine statali secondo quelli che sono i criteri che sono previsti all'interno dell'ordinanza. Poi c'è la comunicazione quella bella, la comunicazione quella bella si sta girando qui tra di voi, adesso facciamo venire qui il consigliere Stefano Valdegamberi, che anche se nascosto dalla mascherina è facilmente riconoscibile, e la notizia bella è che grazie più che all'intervento, direi al rapporto che si è creato tra il consigliere Valdegamberi e una terra che è la Serbia, in modo particolare poi un centro per l'infanzia che è in Serbia, creato nel tempo, c'è stata ieri è arrivata una prima tranche, oggi è venerdì, no? Ieri, sì. Oggi, di aiuti che questo centro per l'infanzia ha voluto raccogliere e regalare al Veneto, quindi in un rapporto di solidarietà della Serbia nei confronti del Veneto. Sono arrivate 5.000 mascherine, se non ricordo male, e 500 visiere, e arriveranno anche 3 respiratori, però non so quando, ecco. La settimana prossima, per cui io ringrazio sicuramente il consigliere Valdegamberi, ma penso di ringraziare ancora di più, spero non me ne voglia, intanto i bambini, che sono stati i grandi protagonisti di questa raccolta, e poi chi ha organizzato i bambini, che ovviamente ha voluto dare un segnale al nostro paese. Quindi se vuoi dire... Buongiorno a tutti, è stata insomma una battaglia anche contro la burocrazia, perché pensate che anche come in Italia, anche in Serbia, non si possono portare all'estero dispositivi di protezione perché hanno bisogno anche loro, e devo ringraziare soprattutto l'amico Milo, che questa mattina siamo stati per sdoganare questa merce già consegnata alla Regione Veneto. Milo Nesterovic, che vieni qua vicino, Milo, che è stato veramente un eroe. Lui ha passato 12 ore ieri, eravamo sempre in contatto telefonico, è stato passato 12 ore alla dogana serba per cercare di capire, di portare i documenti che erano una donazione, per spiegare le cose. A un certo punto si è anche incavolato, dico un aneddoto, perché a un certo punto dicevo ma non potete farlo, c'è una legge che vieta questa esportazione. Lui ha chiamato, mi ha dato una lettera, una mail subito al segretario del Presidente della Repubblica, il quale ha detto è rivolta al Veneto, e poi dopo un'ora è arrivata l'autorizzazione in via eccezionale a portare questi dispositivi che sono stati offerti dai bambini, da quanti bambini, aiutato qualche impresa locale, però i protagonisti veri sono stati i bambini di questa scuola d'infanzia. Devo dire che la sua tenacia, io dicevo lascia stare, non arriverai mai qui a Venezia, ha avvisato stanotte, non ha dormito stanotte, siamo andati stamattina, l'ho raggiunto, siamo andati qui appunto per lo sdoganamento, la consegna, e devo dire io vorrei dare un grazie da parte di tutta la comunità veneta, perché loro per questo gesto che è stato veramente a me ha commosso, perché è una cosa che dei bambini ancora 20 giorni fa si erano preoccupati vedendo la nostra situazione, i nostri amici veneti dobbiamo aiutarli, e lui è stato anche il protagonista di tutto questo lavoro e di solidarietà che fa molto onore a loro, e che loro dovremmo ricordarci per il futuro. Grazie a tutti, grazie Milo, e ringrazia non è mio questa scuola di infanzia. Tra l'altro appunto io l'ho conosciuti perché a dicembre dello scorso anno hanno fatto un mese di ricerca sul Veneto, sulla cultura veneta, sulle città del Veneto, sulla storia, e cose che dobbiamo fare con le nostre scuole per recuperare un po' la conoscenza del nostro passato, delle nostre radici. E poi io sono stato alla conclusione di questo lavoro un sabato, perché abbiamo fatto disegni, hanno fatto poesie, canti, canzoni, immagini, una bella festa dove tutti i bambini conoscono benissimo di quella storia della città di Čačak, che è 100 km più in là di Belgrado, una cittadina, e lì tutti i bambini conoscono molto bene la nostra regione, anzi io mi auguro che quanto prima potranno venire anche qui a farci visita. Grazie a tutti voi, grazie all'assessore, e quello è qualcosa che ci tenevo, perché farlo conoscere, perché sono quelle piccole cose, quei piccoli gesti che poi alla fine fanno la differenza di amicizia tra i popoli. E con queste belle notizie chiudiamo qua, grazie. Grazie a voi.